Assolutamente sì, loro sono un'ottima squadra, l'anno scorso già ricordo ottime sfide con loro, con la Bliss e sapevamo che oggi non era semplice, ci hanno svariati giocatori tecnici che sono in grado di risolvere la partita con delle giocate individuali e poi tanta aggressività, però noi tranquilli in campo, giocando, devo dire che questa squadra ogni giorno che passa mi regala delle emozioni grandissime, i giocatori sono fantastici. Oggi mancavano parecchi giocatori, ma quelli che sono scesi in campo hanno dato tutti il 100%. Sono molto orgoglioso di loro. Io sono, ecco, oggi è la prima partita che facevo con la nuova squadra. Comunque è una squadra dove conoscevo già parecchi amici, perché qui sono ex compagni di squadra, diciamo. E è stata una scelta di cuore, poi ho trovato persone come ecco, il presidente, il mister, che mi hanno accolto subito alla grande e io mi sono trovato benissimo. L'unica partita persa da Lazio quest'anno è con le vecchie glorie. Io ho parecchi anche lì amici, eh, hanno delle individualità importanti e quindi dovremmo stare attenti. Sicuramente non è stato un caso quello che all'andata hanno avuto la meglio. Da che ricordo diciamo, un secondo tempo un po' così è stato e quindi la prossima cercheremo di fare attenzione in tutti i 50 minuti più recupero possibilmente. Sandro è il professionista per eccellenza proprio, lui non arriva una volta in ritardo, sia che scenda in campo, che resti fuori all'inizio, entri dopo, rimanga fuori tutta la partita, giochi tutta la partita, dà sempre il suo contributo. Per me, non solo perché è mio cugino, è un esempio.